Tu capisci che da quando ti conosco non riesco a immaginare nessun altro uomo accanto a me? Veramente? Una pazzia. Mi piace come parli, il tuo modo di pensare, la tua vita, la tua professione. La professione mia. Vado! Olga, ma voi volete prendere in giro la professione mia? Io a stento riesco a guadagnare quel poco per non morire letteralmente di fame io e mia sorella. Che vuol dire? Vuol dire che se per una decina di giorni non trovano un pare di feste, che si accattano un pare di francobollo, ci trovano stecchita a me a Non Costanza. te pare niente! La conoscenza che tu hai dei francobolli. Tu non puoi realizzare che cosa diventano i tuoi occhi quando parli di un esemplare raro. L'altra volta parlassi di una serie completa del Regno di Napoli e delle 3 Sicilie. Due? Chi? E Sicilia sono due? Noi 3, non ha importanza. Ebbene, quando tu ne parlavi, i tuoi occhi si illuminavano e ti guardavi. Quando ne parlavi mi facevi rivivere l'epoca ingenua e felice del popolo napoletano, delle istituzioni borboniche, la prima ferrovie, porcellane di Capone. L'altra volta parlassi di un Granducato di Toscana e io vedevo Firenze con i suoi intrighi romantici e le famose chitarrate nelle gondole. Che l'era a Venezia. Ma Di tutto si può parlare, non c'è di tutto Vabbè, niente. certo non esageriamo, Olga, certo che il filatelico deve avere una vasta conoscenza di quelli che sono gli aspetti della storia mondiale. Poco per volta è costretto a documentarsi, si capisce, non stato oggi, non stato rimane, chi si sono i papa, chi si sono i re. E il presidente a poco devi fare tutto quanto. Si capisce che si finisce con l'avere un'infarinatura di tutte quelle che sono le fasi storiche della storia. Olga, tu mi piaci, devi capire che se non ti ho mai manifestato questo mio interesse nei tuoi confronti è perché sono un uomo che capisce e intuisce dove può arrivare il suo passo. Pensare di poterti avere qua accanto a me come in questo momento fino a una fase sarebbe stato assurdo. Tienimi stretta. Quante volte da sola nella mia stanza mi sono immaginata tra le tue braccia. Anche a me è capitato qualche volta, però non ci ho mai fatto caso perché mi succede pure quello di signore che stanno in casa in tuo palazzo. Bacia! No, aspetta.